Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG, ritorniamo a seguire aggiornamenti e eventi dalla regione Friuli Venezia Giulia. Partiamo dal Friuli perché sarà Tarcento, la perla del Friuli, a ospitare il 7 aprile la 47esima edizione della Fieste de Patrie dal Friul, con cui si celebreranno i 947 anni della Costituzione dello Stato Patriarcale Friulano, fondato il 3 aprile 1077. Ci sarà un ricco programma di appuntamenti durante la giornata, ne parliamo insieme all'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, al presidente dell'Arle Feros Cisilino, il sindaco di Tarcento Mauro Steccati e all'attrice Desiree Chiappo ed Ebeniachi in questo servizio. La festa della Patria del Friuli parte quest'oggi, ma gli appuntamenti sono già partiti nel territorio il 27 di marzo e quindi andranno avanti fino a tutto il mese di aprile. Sono date importanti che troveranno il culmine domenica 7 di aprile a Tarcento con la celebrazione ufficiale, ma che trovano un grande supporto nelle amministrazioni locali e soprattutto in tutte quelle realtà che hanno trovato la possibilità di esprimersi non solo in lingua friulana ma anche slovena e tedesca. Us augurim buone feste alle patrie dal Friul, che stanno lavorando a Tarcint il domenica 7 di aprile come momento culminante, ma soprattutto i vari 110 appuntamenti a Torpa del Friul. Lei aveva di sussi dall'Arle, ficchiatareis il calendario degli appuntamenti e sicché poi una festa della patria della Friula Ducchie e soprattutto che ha dato un appuntamento lì che può spiegare l'importanza di una festa, l'importanza di una lingua. Siamo onorati e orgogliosi di ospitare domenica prossima a Tarcento, idealmente tutto il popolo friulano, per festeggiare tutti assieme l'anniversario della Costituzione della Patria del Friuli. Il Friuli è una componente fondamentale del Friuli Venezia Giulia in termini di identità, di lingua, di cultura, di tradizioni e le nostre identità, la nostra lingua e le nostre tradizioni vanno assolutamente preservate perché rappresentano un patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia assieme alle altre comunità linguistiche identitarie presenti sul nostro territorio regionale, penso allo sloveno, al tedesco, altre lingue riconosciute che vanno assolutamente tutelate per garantire la nostra specificità, la nostra autonomia. E aver fatto questo video su Yuppal Tubo veramente mi ha permesso di scoprire a fondo la vera storia anche del nostro friulano che ha portato le nostre bandiere in tal spazi.